Due parole giusto per presentarmi. Io sono componente della 9ª Commissione Agricoltura del Senato, per cui occuparsi di agricoltura a livello in primis nazionale ma anche internazionale fa parte del nostro lavoro, dei nostri compiti. Oltretutto io sono anche presidente del gruppo interparlamentare del Made in Italy e Innovazione. Siamo qui in mezzo, toccando del grano nostro, italiano, che è motivo di orgoglio innanzitutto, ma anche motivo per farne conoscere le caratteristiche. Produrre bene, produrre nel migliore dei modi, produrre rispettando i disciplinari, i protocolli, come fa l'agricoltore italiano, è un qualche cosa a cui noi particolarmente ci teniamo, al punto di avere anche creato una legge come l'agricoltore custode del territorio e dell'ambiente, quindi non solo produttore di buone cose del Made in Italy, eccellenze italiane. Questa è la grande scommessa dei prossimi anni: produrre bene, produrre italiano, Ministero dell'Agricoltura, ma anche della sovranità alimentare. Qui siamo di fronte a un'azienda che è produttori sementi polesani, siamo di fronte a chi fa filiera. Azienda Guidi produce, sa già dove il suo prodotto va, sa già dove il Made in Italy verrà valorizzato per il valore che ha. E qui vediamo, senza fare pubblicità, dove finisce il prodotto. Da Barilla, è inevitabile, azienda leader nella produzione e nella lavorazione delle farine a livello nazionale e non solo. Bene, sono qua per dire viviamo l'agricoltura, valorizziamo l'agricoltura, difendiamo l'agricoltura. È una scommessa importante, perché produrre grano non è facile. Non tanto produrre grano di qualità, produrre grano in un contesto internazionale dove il grano è considerato una commodity, come il mais, come la soia, dove fare bilancio, perché l'agricoltore deve fare bilancio, è sempre più difficile. Questa è la nostra scommessa, questo è il nostro impegno del mondo della politica, dell'agricoltore, perché io sono anche in primis un agricoltore prima di essere un politico, e devo dire che qui è un esempio di come far bene agricoltura, per cui sono contento di essere qui, orgoglioso di rappresentare ciò che è il Made in Italy, e chiaramente un auspicio affinché si possa sempre di più difendere i nostri prodotti in un'Europa che non ci è amica, diciamolo, perché il Nutri-Score, la carne sintetica, il tentativo di etichettare il nostro vino come prodotto tossico e così via, più ne ha più ne metta, dobbiamo tutti essere più che mai convinti che dobbiamo difendere il nostro prodotto, perché è il prodotto migliore, semplicemente. Ecco perché veniamo continuamente attaccati e messi in discussione, ma noi alla fine vinceremo perché siamo dei bravi agricoltori. Quindi grazie di questa opportunità. Grazie senatore.